Nino D'Angelo, benvenuto! Grazie, Sono grazie. molto contenta di... Possiamo darci del tu? Come? Che scherzi? Sono super felice di incontrarti, di conoscerti. Anch'io voglio parlare solo d'amore. Solo d'amore, Mi piace guarda. tantissimo questo titolo. Prego, accomodati, che è contenuto nel tuo È album. l'ultimo album, sì. Che si intitola Il poeta. L'album si intitola... L'album è un progetto, un Sì. disco, un libro e poi ci sarà una tournée, si chiama Bello. Il poeta che non sa parlare. E chi è che ti diceva che sei il poeta che non sa parlare? La mia professoressa di italiano a scuola, alla scuola media, quando scrivevo delle cose che erano più grandi di me, però non me ne accorgevo io, però facevo tanti errori. E lei un giorno mi ha detto: tu sei un poeta che non sai parlare, arrivi al cuore anche quando ti esprimi male. Questo è stato proprio il verso che lei ha. Quindi fin da bambino tu sapevi emozionare, questa è la cosa che ti... Forse sì, perché io non lo capivo, voglio dire, non dicevo delle cose, perché la vita è stata molto dura da ragazzino, per cui ho avuto sempre rispetto anche per tutte le cose che mi dicevano, cercavo di imparare dalle parole che uscivano dalla bocca della gente, che per me era ricchezza, era apprendere. Io non ho avuto il diritto agli studi come tanti ragazzi, perché mio padre a 14 anni ha voluto che io lasciassi la scuola per andare a lavorare, perché eravamo 6 figli e quindi, voglio dire, servivo alla causa, diciamo. Tu hai raccontato tutto questo nel tuo libro che ho avuto il piacere di leggere e oggi mi piacerebbe proprio raccontare Sì. la tua storia. Cominciamo così. Sì. Troppo bello questo. Sono Grazie. contenta. Com'era la tua mamma? Mia madre era mia madre era la mia prima ammiratrice, mia madre è stata. Mi spronava molto nel lavoro, era più artista di me, era lei la vedette di casa. È stata sempre lei. È stato il dolore più grande della mia vita. Chi ha perso la mamma lo sa. La mamma, anche se la mamma non muore mai, la mamma sta sempre appresso, sta qua adesso. Tu la senti la mamma? Io sì, sì. Mia madre la sento vicino quando ho bisogno, devo dire. E in questo tempo ne ho avuto bisogno tanto, no? La pandemia, il fatto di aspettare il giorno dopo per sapere che cosa è successo. Perché vivere di provvisorietà è una cosa bruttissima. Non è vivere, è un sopravvivere che si spegne giorno dopo giorno. E io l'ho vissuto male, soprattutto la prima parte di pandemia. Non avevo intenzione proprio di fare canzoni, di scrivere. Io penso che vicino all'odore della morte non si pensa a niente. Si pensa solo di salvare il salvabile. La prima cosa vuoi salvare i tuoi figli, che sono un pezzo di te. Vuoi salvare la famiglia. E niente. Poi quando ho visto il murales di Orit che mi aveva fatto nel mio quartiere, quello è stato il momento che ho deciso di, pensando a quella povera gente che ha fatto una colletta per comprare i colori. Che è meraviglioso poi questo murale. Sì, e da lì è partita questa. Non l'avevo ancora visto io il murale, a dire la verità. Avevo sentito solo che Orit, che aveva fatto il mio amico Maradona, faceva me, il mio quartiere, mi ha spronato a scrivere questo disco, che è il disco più difficile della mia carriera, perché scrivere di vita durante una pandemia dove la morte ce l'ha a fianco tutti i giorni è stato molto molto difficile. Però sono qui, mi diverto, mi racconto, mi sono raccontato nel libro, nelle canzoni che insomma fanno parte, come ho detto prima, dello stesso progetto. Però E sono felice di essere pure a Verissimo la prima volta. Che bello, anch'io sono felicissima, davvero. Accanto a te c'è sempre una donna da 42 anni, ho fatto un po' i conti. Tu hai conosciuto 42 anni di matrimonio. Di matrimonio. Tu l'hai conosciuta, Anna Maria, che avevi 11 anni. Lei dice 11, io dico 12, però litighiamo a volte su questo, però era 11-12 anni, insomma. Perché il papà
mi ha preso dalla strada, ero uno scugnazziello, e mi ha sentito cantare a Casalvatore in una festa di piazza e si era innamorato del mio talento. Diciamo, per lui avevo un talento che dovevo sfruttare. Mi ha preso dalla strada e mi ha portato a casa sua. Però io poi l'ho tradito perché poi mi sono fidanzato con la figlia di nascosto. E lui mi portava a casa sua con tutto il cuore. Non sapevo che io mi ero fidanzato con Anna Maria, insomma, la corteggiavo, mi stavo per fidanzare. Diciamo, sotto certi aspetti l'ho tradito, perché poi mia moglie è uscita incinta a 15 anni e abbiamo fatto la fuitina. E poi abbiamo cercato, io ho cercato attraverso gli amici di fare il matrimonio. Andavo a casa degli amici miei che mi dovevano fare il regalo e gli dicevo: la televisione già ce l'ho, mettetemi i soldi nelle buste. Ho fatto un tour dai miei amici, dai miei parenti, e con i soldi abbiamo pagato i ristoranti. Abbiamo fatto un bel matrimonio, diciamo, sfruttando i soldi che ci regalavano nelle buste. Ma fu uno scandalo allora quando a 15 anni tu hai fatto la fuitina per la tua Diciamo, famiglia? allora sì, in famiglia sì, insomma. Però non Immagino. era proprio uno scandalo, perché non è che si portava nemmeno, però c'erano tante fuitine. Io sono una delle tante fuitine che rifarei di nuovo assolutamente domani mattina se tornassi indietro, perché la fuitina più bella della mia vita. Io sono scappato tante volte, ma da tante cose brutte. Invece questa volta sono scappato con una cosa bella, no? Con l'amore della vita. Eh sì, perché poi lei è stata anche la tua musa, è stata la tua fortuna, perché hai scritto una canzone proprio dedicata a lei che puliva in casa, non a... Sì, Vero? quando mia moglie faceva i servizi per casa, io la guardava e noi ci eravamo da poco sposati e lei puliva casa e io l'ho guardata e ho scritto un jeans e una maglietta e gli ho detto a lei: guarda, io ho scritto la canzone, tu sei una donna fortunata, ti sei sposata a un uomo ricco. Lei mi guardava, ovviamente ha detto: un uomo ricco, viene una lira, buon bagnà. Dico: non hai capito bene, io ho scritto la canzone della mia vita che ci farà diventare ricchi. Cioè, neanche lei ovviamente ci credeva. Invece, guarda caso, poi grazie a questa canzone che io porto sempre nel cuore e sarà sempre una canzone che farà parte del mio repertorio, anche quando sarò ancora più vecchio, insomma, è cambiata la nostra vita. Abbiamo voluto raccontare la tua straordinaria carriera, perché poi appunto sei diventato un grande, anzi un grandissimo, guarda. Grazie. Mamma mia. Grazie, ma non si possono vedere queste immagini, sono troppo belle. Grazie, veramente, grazie. Sono felice, davvero. A un certo punto però hai dovuto lasciare Napoli. Quella è stata una scelta che ti ha fatto male. Beh, molto male, perché essendo napoletano, venendo dal niente, venendo dal poco, non mi aspettavo di avere a che fare con la brutta gente di Napoli, che per fortuna è una piccola parte, perché Napoli è una città piena di amore. E quindi quello è stato il momento più brutto della mia vita. Però l'ho affrontata, sono andato a Roma, vivo a Roma da tanti anni, però ovviamente c'ho casa pure a Napoli, a Casoria, e dove diciamo 3 volte a settimana sto a Roma e 3 volte sto a Napoli. Mi divido perché la famiglia, i miei figli poi sono cresciuti a Roma, ho i nipoti, ho 4 nipoti adesso che vivono vicino a me, quindi... Ti sei spaventato? Ma più che spaventato, devo dire, mi sono offeso. Mi sono offeso perché non avevo preso niente da nessuno, non mi aveva dato niente da nessuno. Me l'aveva dato, quello che facevo lo facevo perché mi era arrivata una fortuna, grazie al talento. Quindi più che spaventato, offeso, perché non... è vomitevole questa cosa, non si può spiegare bene, non arriva bene alla gente questa cosa. Ma per chi non sapesse cosa è successo, hanno provato a farti del male, no?
Sì, hanno sparato dentro casa mia e allora stiamo parlando di circa 40 anni, forse 40 anni fa, quando sono andato via io, 30 anni fa, e niente, volevano un'estorsione praticamente. Dici perché tu chi sei che non te l'aspetta? Ma sai, tu vieni dal niente, i buoni e i cattivi lo sanno che viene dal niente. Quindi io ho sempre aiutato chi mi ha chiesto una mano, perché è proprio nella mia indole di persona, ma proprio nel rispetto delle persone che hanno avuto poco come me. Quindi io mi sono sempre messo a disposizione. Allora per me, diciamo, l'ho ritenuta pure un'offesa grande, oltre alla paura che si è messa mia moglie, i miei figli che erano piccolissimi, mia moglie non... Diciamo è stata lei poi che ha voluto andare via e io mica potevo perdere la mia famiglia. I tuoi figli quindi sono il tuo successo più grande. Sì. Il mio successo più grande sono i miei figli perché gli ho dato quello che non ho avuto io. Uno si è laureato, l'altro è quasi laureato, però lavora, l'altro vive a Lodi, qui lavora alla Gazzetta dello Sport, è un giornalista, diciamo che bravo. L'altro invece è un regista che mi sta dando anche delle grandi soddisfazioni. Si chiama Tony D'Angelo. Come me. Io ho detto cambio il cognome perché il mio magari pesa. E ci dice no, io mi chiamo D'Angelo perché lo devo cambiare. Appunto, scusami. Forse lo cambierò io perché lo faccio per lui. E Vincenzo? Vincenzo Ha voluto dirti qualcosa? No. Sì. Ah. Ma io quando vado in televisione devo piangere sempre. Spiace, scusa. Sono emozioni belle però, perché hai visto tuo figlio. I figli sono... A Napoli si dice i figli su pizzicosi. Ed è vero. E oggi... mi hanno fatto dei doni meravigliosi. I miei nipoti. Scusate. Grazie. Tu hai 4 nipotini. 4, sì. 4. Maya, Edoardo, Leonardo e Gaetano, che si chiama come me, l'ultimo, mi hanno fatto l'erede perché si chiama proprio D'Angelo Gaetano e Di Antonio. E io mi chiamo D'Angelo Gaetano e Di Antonio. Quindi proprio il tuo erede. Proprio l'erede. Il regalo ti hanno fatto. La ciliegina sulla torta. Allora, guarda, incontrarti veramente è stato per me una cosa meravigliosa. Grazie. Sei un uomo straordinario e tutto questo amore che trasmetti e che hai da parte del pubblico è veramente una cosa che ti meriti, perché proprio sei puro, mi hai emozionato, aveva ragione la tua professoressa quando ti diceva che arrivavi dritto al cuore. Io ti ringrazio per i miei Davvero. parenti seguono tanto la tua trasmissione. Ricordiamo il tuo disco che è Il poeta che non sa parlare, che poi è anche un bellissimo libro che racconta la tua storia, e il tuo singolo che mi hai cantato oggi, spero di non sbagliare a dirlo in napoletano, Voglio cantare su... Voglio parlare solo d'amore. Lo dici bene. Benissimo, una veneta che parla napoletano. Grazie mille.